Buongiorno, mi chiamo Camuffo Eddie e sono stato invitato da Pirano per fare questa mostra delle vele di grado. Le vele hanno tutte un simbolo, un disegno che era lo stemma della famiglia con i sopranomi, perché a grado per il disegno si conosceva della famiglia per sapere chi era, insomma, no? Poi quando anche tornavano dalla pesca, le donne andavano a grado della diga e andavano sulla diga per vedere se il marito ritornava a casa. Allora vedevano la vela, oh guarda, è la vela Tony, vieni a grado, vieni a casa, e andavano a fare il pranzo o la cena. Questo era per riconoscere le famiglie, che hanno fatto una bella mostra, che sono rimasto molto contento per come l'hanno gestita. Buongiorno, sono Luciana Marchesan, curatrice di questa mostra sulle vele dipinte, che adesso è ospite a Portorose, nello stabilimento delle Sale. Le vele dipinte si dipingevano lungo, era proprio una tradizione della costa adriatica che andava fino a Zara. Zara possiamo dire che è lo spartiacque geografico delle vele dipinte, dopodiché usavano farle tutte bianche. Come vedete qua, queste qua sono proprio dietro a me, questi sono modellini. Ogni vela dipinta aveva il simbolo della propria casata, cioè della famiglia, e quindi le vele costituiscono l'araldica pescatoria. Perché dipingevano le vele? Per due motivi. Uno era funzionale, cioè la teretta mescolata con l'acqua di sale rendeva le vele impermeabili e quindi più durature. E un'altra era l'identificazione. Era importantissimo identificare la famiglia proprietario della barca, cioè non esisteva immatricolazione all'epoca. E in più dobbiamo pensare che la popolazione 800, primi anni del Novecento, era analfabeta, quindi si usavano dei simboli per identificare la famiglia e non lettere dell'alfabeto. E quindi serviva anche a identificare, perché pensiamo alle scelte dell'acqua dove pescare, non avevano tutti diritto e quindi uno doveva stare a certi regolamenti, e poi anche come SOS d'aiuto. Magari qualcuno si sentiva male, alzava e abbassava la vela 3 volte e quelli andavano in soccorso. Andavano tranquillamente perché sapevano che non erano pirati. Infatti i pirati usavano le vele bianche, perché le vele bianche non si identificano e in più si mimetizzano tra cielo ed acqua. La nostra associazione Grado Noi aveva fatto questa mostra a Grado e siamo stati invitati dal comune di Pirano e dal Museo del Mare di Pirano e dalla comunità degli italiani di Pirano di portare questa mostra anche qui ai magazzini del Sale Montfort, che è un bellissimo posto che si presta moltissimo. Quindi siamo stati molto felici di questa collaborazione, che speriamo anche di rinnovare in futuro, perché abbiamo tante cose in comune. Ecco, dal punto di vista delle tradizioni, della cultura, del mare, che ci divide di 12 miglia, ma sono molto poche. Allora, ci troviamo davanti alla vela di Mario Petronio. È una vela che ha lavorato parecchio e che Mario la teneva veramente in buono stato, e così vediamo che si è conservata abbastanza bene. Le vele della odierna apertura della mostra sulle vele di Grado ci porta diversi anni indietro e ci porta nel periodo quando si vogava e veleggiava. Quei tempi sono ormai passati e questa mostra odierna ci dà un impulso, ci dà un'informazione di come procedevano le cose in quel periodo, cioè le forme delle vele. La vela era la propulsione di base per una barca, e quando c'era la bonaccia sicuramente si doveva vogare. Perché questa mostra è importante? È importante perché ci dà le informazioni
della forma della vela, della eraldica della vela che era in uso, i colori che si usavano per pitturare le vele, per tinteggiare le vele. Le informazioni di base sono anche quelle che ci spiegano qual era il proprietario della vela e della barca che usava questa vela. Sulle vele possiamo dire che è importante la forma della vela, il taglio della vela e l'uso della vela. Sicuramente anche tutti i particolari, tutte le piccolezze che fanno valere una vela, cioè i ferzi, le piombature, le corde, cordicelle, tutte le cime che si usavano per far valere una vela e fare navigare bene una barca.